Signore e signori, buonasera e benvenuti. Grazie. Sorrisi, spensieratezze, emozioni e un po' di follia per uno spettacolo il cui tema è l'amore che oggi, come in ogni tempo, non conosce né confini geografici né confini di età. È questo il tema su cui ruota la commedia brillante in 3 atti che la compagnia teatrale Anima e Core di Alvignano vi presenta stasera. Cosa si vedrà? Tante figure, tanti personaggi, tante sfaccettature. Predominante però è la figura di Filomena, questa signora romantica, perché è proprio il titolo Una signora romantica che dà lustro a questo personaggio, non più giovane, che va alla ricerca di un uomo che le possa dare ciò che non le ha dato il suo primo marito, un musicista di nome Bartolomeo che pensava solo alla musica. Inoltre, questa commedia prende spunto dalla particolare caratterizzazione, come dicevo, di ognuno dei personaggi e dagli specifici ritmi di recitazione del copione, basandosi appunto su divertenti ambiguità, fraintendimenti, bizzarrie, i quali produrranno certamente, ve l'assicuro, un risultato piacevole e di sicuro effetto. Io, prima di augurarvi buon divertimento, voglio salutare e ringraziare per la sua presenza qui il sindaco, il dottor Vito Marotta, al quale va il nostro ringraziamento, così come voglio cedere volentieri la parola all'assessore alla cultura, la professoressa Maria Natale. Buonasera, è sempre un piacere vederci qui per questa terza serata, sempre più numerosi, sempre più attenti e più volenterosi di godere di qualche cosa di diverso. Stasera, grazie alla compagnia Anima e Core, potremo godere di questo spettacolo inedito per questo palcoscenico e quindi diciamo che questa compagnia è una delle compagnie un po' particolari. Si è creata nel 2007 in modo amatoriale, quindi solo per il gusto di stare insieme, di divertirsi, di godere tra di loro ed apprezzare il modo di stare insieme. Ma nel 2011 si sono confermati con un'iscrizione alla FITA, la Federazione Italiana Teatro Amatoriale, e hanno iniziato con degli spettacoli legati sempre più ad un qualche cosa di professionale. Hanno vinto nell'estate 2010-2011 un premio quale compagnia itinerante più importante del territorio casertano e hanno continuato con tanti spettacoli che hanno messo in scena di vario genere, e quindi stasera sono qui su questo nostro palcoscenico di questa meravigliosa arena per presentarci uno spettacolo che, come vi è stato detto, di sicuro sarà accattivante, sarà particolare, ci darà modo di godere di vari aspetti della vita di ogni giorno. In fondo il teatro non è altro che la nostra vita portata in scena in 3 ore. È una scena continua, è la nostra vita invece. Buon divertimento a tutti e grazie per esserci sempre più numerosi e sempre più attenti. Grazie alla compagnia che non ci stancheremo mai di ripeterlo, noi, io e l'amministrazione, Vito, tutti quanti, grazie a queste compagnie che in modo del tutto gratuito ci hanno permesso di portare avanti questa rassegna teatrale. Buon divertimento a tutti ancora e buona serata. Solo un appunto. Signore e signori, benvenuti a teatro, dove tutto è finto, ma niente è falso.
volte dalle confidenze dei nottambuli. Ma come si fa? Ma come si fa? Eppure stamattina Don Cicillo si è scedato nervoso. Mai una mattina che si sosse tranquillo. Ma io lo so perché, lo so. Si è scusata una femmina, assai più giornalista, e poi giustamente non sta mai tranquillo. Poi Carmelo, Carmelo, tu stai calmo. Ma come te la giarisci? E non sa che dimmi che voglio fare amore con te. E come me lo dice? Non me lo dice di nessuna maniera della giurita. Ma te non può essere e non può essere. E io lo so perché, lo so. Tu ti vieni con il figlio del cavaliere del piano di sotto. Ma fu asciuga pazzo. Ah sì, e allora perché? Sono 2 sere che ti arretiri sempre a mezzanotte. Io voglio sapere tu a dove vai, ma a dove vai? A dove vai? Che non sai a dove vai. Va che a Teresina Sorma, o piano di sotto. Te no figlio malato. Sì, metti sempre la pezza a colore. Allora voglio sapere, una nottata sana tu che vai facendo? Ma te, abbada come parla, fatti i fatti tuoi, o se no ti sciasca. Ah, e bene, babbo, volesse sapere. Poi, qua succedono fatti strani, qua succedono problemi rossi. Carmelo, io sono capace di fare cose di pazze e poi tu mi porterai sulla coscienza per tutta la Ma vita. possiamo te levare l'ansia. Sì, va bene. Poi vedremo. Fa pure lo tragico. Porterai Non sulla batti coscienza. l'occhio. Carmen, mio marito è tornato. No signora, ma penso che sia il momento per tornare. Indovina chi sono? Oh Gesù, e sei Cicilla. Cicillo, e come fa? Che ti ho conosciuto la voce. Già, quando sono cretino, io povera sta zitta. Cicci, com'è che sei già tornato? Tu sai, quando sono allontanate, sono un coppia di spie. E tu dovresti immaginartelo, perché? Lo sa, c'ha il solito pensiero, la differenza di età. Ma vuoi capire che sono stati a dice che sì, eh? Amore mio, io ti voglio bene tanto. Tu sei tu, quando scendi con te chiudi tutti le giovanotte insieme, antipatici a tutta apparenza. Ma tu sei un angelo. Ciao. Mamma! Caro genero! Chi poteva essere? Cara suocera. Quanta volta va giurito che non voglio che vi abbracciate in questa camera? Ma poi dico io, soprattutto davanti alla servitù, Ma scusate, ma questa è casa nostra. Sono o non sono il marito di mia moglie? Sì, signore. Ma non è detto che queste cose la vita fa andare a camera di servizio? Non è detto che questa cosa la vita fa andare a camera di servizio. Nel caso siamo trovati che l'abbiamo fatta. Sì. Qua ti volevo, a te qua ti volevo. E io qua sto. Ah. Qua sto. E allora seguitemi in questo mio ragionamento. Venite, suocera. Suocera, vi ho detto di seguirmi nel mio ragionamento. E volete venire? Ah, già mi ha preso a te. E che ci sta? Senti, in queste stanze che ci sta? Ah, c'è l'ingresso, la cucina e il soggiorno. E che si fa in queste stanze? Tu entri dall'ingresso, vai in da cucina e mangi, poi vai in soggiorno e soggiorni. Bravo. E allora continuate a seguirmi in questo mio ragionamento. Natale! Io ho detto di continuarmi a seguire. E venite qua. E qua, in queste stanze qua, che si fa? Ah, di qua invece ci stanno le camere da letto, lo studio e la biblioteca, ma bre. E che si fa nelle camere da letto, nello studio e nella biblioteca? Cicci, io in camera da letto purtroppo dormo. Nello studio ogni tanto vado e scrivo qualche lettera. E nella biblioteca, visto che teniamo tutto, che le belle libri. Ogni tanto vado, mi prendo un bel libro, me lo leggo. Ah, e sto contenta. E bravo. E un'ultima cosa. Suocera, qua che ci sta? Ah, camera di passaggio. E proprio mi stai a pigliare un passaggio con Mogliarmo. Io sono signorina. Mamma, ma dici la verità, ma a te ti dispiace? A me? No, anzi. Certo che vi dispiace, ma poi del resto come vi si può dar torto, eh? Voi siete una suocera ancora così in gamba. Sì. E poi ultimamente hai notato, lei si riscontrano
tutti i sintomi di una donna innamorata. Sì, Sì. innamorato, no, quale innamorato, Cicci? È soltanto che certe bellità femminili in me non si sono ancora stupite. Devi capire che per me la donna è come un giardino. Se è curato da un giardiniere abile, o giardino ma diventa una serre rosa. Ma se il giardiniere ha fare manodopera, che il giardino si secca e noi passare le rose ci troviamo l'ortica, hai capito? Saggia riflessione, brava. Faccio riflessione. Non vi nego però che quando penso a come sono stata sfortunata con il mio primo marito, a me mi viene una tristezza. Una tristezza. Dico io sta a me che mi dà squilibrato con Macchillo. E già si capisce, un maestro di musica, e si capisce che deve essere un tipo bizzarro. Cicci, bizzarro sì, ma non a tal punto però. Non a tal punto. E già che voi pensavate, come maestro di musica è facile trovare l'accordo. E invece... E invece, ma è una parola gentile, hai capito? Per lui esisteva soltanto la musica. Ti faccio un esempio. Quando voleva il caffè, un ragazzo piazzato un coppa la poltrona e cominciava a fare: Filome, può piacere, portami una tazza di caffè. Oh, Cicci, componeva sempre. Pure quando stiamo in meglio, capisci a me? Che t'ha già dice? Un disaccordo completo. È stato un completo disastro. Un completo disastro. E già, è sapere che per lui non esisteva altro che la musica. Hai capito? Ma tutta musica lenta? Dico, mai un maestoso? Mai una toccata? Ui, come? Mai la toccata? Povera mamma. Non è che l'una toccata facetta, ma dopo quella toccata nascesti tu, hai capito? Che dici, amore? Che ho detto di strano, Che ho detto? Tu senza dubbio, figlia mia, sei l'opera più allegra che ha composto tuo padre. Il resto è stato muffa. Fin quando però, un bel giorno, poco prima che nascesse lei, se ne è detto che scusa che voleva che passiamo un po' con la cacciutella. Io da quel giorno ci ringraziate sempre a Maroni. Ma sono 30 anni e sta ancora passiando la cacciutella di chi? È vero che sto a fare una bella camminata qua a cacciutella. Bravo, ma restare come sono restati io non era una cosa regolare. Quindi appena mi fu possibile avviai le carte subito per avere una presunta morte o addirittura l'annullamento del matrimonio, ecco. E di conseguenza ti vuoi rimaritare? E perché no? Tanto tu pensi al marito, marito ti pensa a te e voi a me mi avete trascurate. Io cerco di rimaritarmi perché voglio rifarmi una vita, ecco perché, ecco. Mo si spiega il fatto, perché non si finisce quando noi ci abbracciamo e ci pasiamo. Ci fanno sempre ciuffu. Come fanno? Fanno ciuffu. Ciuffu ciuffu. La senti la bocca della verità? Facete sempre ciuffu ciuffu. Cicci, bello figlio. Ma dico io, non è che tra i tuoi amici per caso c'è stesso un bello partito pure per me? Bello partito per Non te. voglio partire. E che se è proprio una cosa bella. Ma non si è visto mai. Un genere che fa un zanzara per la socia. E io sapevo. Sapevo che avresti rifiutato. Ma non ti preoccupare, ci hai pensato io. Ci avete pensato voi? Sì. E in che modo? Voi lo saprete, a tempo debito lo saprete, vero Carmelo? Io lo so, ma non lo dico. Bravo. Signori, Ma che sta? è successo un guaio. Guai? E che è successo? Che fa? Mentre sei venuti alla stanza vostra, pulizzando che la statua di gesso, o turco. Che è successo? E chiude in terra e si è rotta la capa. Ma non ti capirò turca! Ma Matteo, ma sono uguali! Mi faccio sapere una cosa! Mi sta capendo con nulla! Signori, Ne chiaderemo. signori. Il problema era turco e niente. E niente. Che c'è sta un guaio assai più grosso. Non è, sei più grosso, ma che l'hai fatto scorrere tutta la stanza? No, issa sta qua. Ma issa chi? O turco? Oh, chi là? Ma chi là chi? Oh, figlio vostro sta qua. Ma vattene, un animale, Luigino sta a Trapani. No, Luigino sta a Napoli. Ti ho detto che sta a Trapani, si è stabilito là. Oh, era. E non dite una prova certa. Che prova sta mara disse per voi. Ma ramma, ma fammi vedere.
Ma che ti possono intendere? E mo come qua, come la combino? Ma poi volete che io non conoscevo il figlio vostro? È vero, sono 10 mesi, 8 mesi che non l'ho visto. E poi, a dire la verità, ha conosciuto a me. Sì, ma tu non lo conosci, eh? E in caso mai essa venire in coppa. Ma te ne strano, ma te guardami buono, eh? Fammi un guai e te la paga capo come un turco. Signori, potete stare tranquilli. E mica so scemo, gli sarò una tromba. Una tromba, ma che stai a dire? Si dice tomba. Tomba. Io ho pensato, e penso ancora per Luigi. Luigi, lo sa che lo padre sono gay. Sì, sì. Ho fatto lo marinaro, ho fatto la maresciallo, e come lo sa. Devi sapere che quello legalmente non porta il mio cognome, perché non lo potete legittimare a causa della famiglia mia. Sì. Ah mamma, era maritata un maresciallo di marito, aveva una relazione con me. Sì. Ma avete pensato io a farla crescere, ma moglie non sa niente, e niente da sapere. Ti pare che una femmina così giovane, bella e buona, si trova mamma e un figlio tant'anni. Io ci dicevo che non mi avessi sposato. Perciò, ma te, devi fare silenzio. Signori, potete stare tranquilli, ma io mica so scemo. Come vede la signora vostra la dica, vostro marito non ha figli. E tu invece sei proprio scemo. Ma se che non tu spi, ma tu perché ce l'hai ricero? E allora ma te non dice niente, ma te non dice proprio niente. Ma te tu non devi proprio aprire bocca. Infatti, Ma te non apre bocca allora, ma te non apre proprio bocca. no, ma avrete un poco, ma come si intreccia nel cuore? Io faccio a trame e chi magari un gol cannato. Prima la lettera che mi ha scritto. Allora, caro papà. Mio caro papà. Magari mi sta abbegliata. Che lei sta lettera? No, niente. Come niente, hai letto mio caro? No, Elvi. Che lei sta Elvi, lettera? sono segreti miei. Gigi, non poteva essere dietro, che lei sta lettera? Elvi, sono segreti miei, non te lo posso dire. Ah, non che fai tutto sti giro donne, mi fai mutare la capo, fammi vedere che Elvi, sei. ma tu non dici con che sera dispettoso, tu mi fai impressionare. Dispettoso, Sì. Ma quando mai, Gigi? Che dispettoso. Tu ti stai sbagliando, amore mio. Elvi, dammi sta lettera. Mo vado anch'io. Mio caro papà, È stato non buono. mi chiamare pazzo, ma non posso starti lontano. È inutile dirti che non tengo più la croce di un centesimo. Mi trovo proprio al verde pisello. Aiutami, tuo figlio Luigino. La miseria è brutta assai, madre è lei di mille guai. Ah, Cicci, ma mi era la spiegazione sta lettera. La spiegazione. Qual è? Ma certo che dare una spiegazione, ma poi del resto, ma quando sono cretino, tu devi pensare che tra noi non devono esistere segreti. lo so. Questa lettera è diretta a me, ma non è per me, no. E di chi è? E con me chi è? Di chi è? E di chi studia la Luigina che scrive al padre che sta a Milano. E ti chiamo papà, E il nome del padre? È del figlio e dello Spirito Santo e si chiama... Come si chiama? Si chiama Eligio Frittella. Che la se ne sta fuori a Milano perché cade nei villani per il figlio. Allora il figlio Luigino sa di buoni rapporti che tengo con papà e allora scrive a me per chiedere che cosa era nata, hai capito? E allora che vuoi dire? Chiama a me su Luigino, non è una buona femmina. Figurati, che lei è maritata un maresciallo di marito. Come? È durata più di un anno. Che cosa? La relazione, ma la relazione con questo mio amico, con Eligio. E senti un po', che io sono giovane, che fa? E issa che fa? Che fa? Che fa? Ah, scrive canzone, è un poeta, Bravo. E denunciami. Mi hai Ma fatto la sta tanto ammazzando arrabbiare, tutte cose. Cicci, mi hai fatto tanto arrabbiare, capi? Io solo vuol dire che tu potevi stare con una femmina. Io non so che t'avesse fatto. Avesse chiesto subito. Scrivi. A dove ti restavo fare? Sta a Milano. Scrivilo. Ti scusate la penna. Manca la penna, Dio. A Milano Ma sta. Milano sta. Ma come la conosciva anche? Come la conosciva?
Ma è stata una lunga storia, tanti anni fa. Anni fa, mannaggia, mi scriviamo le Il signore Eligio Frittella. Ma che cicciuto pazzo, che sta a Milano? Ma che pazzo che lo sta fuori? Oh, Cicci, che combinazione, hai visto? Proprio una bella sorpresa, eh? Sta qua, Carmen, fallo tra sì, va. E mo con me combi. Cicci, ma perché stai suonando così assai? Ma tanto, sta succedendo tutte cose oggi, sta succedendo. Io sto pure io qua vicino a te, così quando quello viene lo conosco pure io, che No, dice? no, Elvi, mi ha fatto già un piacere troppo rosso che con un piacere che si posso morire. Però mo fa una cosa, No, Elvi, no. no, aspettamelo là dentro, a così ci posso parlare senza soggezione. Fammici parlare su. Ma la gente che voglio staccare, non mi muovere a casa. No, perché? Prego, trasite. Permesso, permesso. Il signore Eligio. Cicci! Elvi! Cicci, l'amico mio! Oddio! Quanto tempo non ci vediamo! Poi, che si è fatto bello? Cicciottiello, No, ma che stai dicendo? E intufato no, No. diciamo. La signora... guarda, vieni. Elvira, ti presento il mio carissimo amico Eligio Frittella. Piacere. Sono concessionario della China Micone, è l'unica ditta al mondo per far crescere bene barba e capelli. E chi non lo crede, basta che guarda in da paese. Fatta la battuta, ha fatto io vostro marito. È stato sempre un bazzaglione, sì, quando era giovane. E quando era combinata, poi, e te ne vai femmina così, te ne vai. Femmina così. Ancora un dolare te che la piglia da uno penato. Signor, voi permettete? Prego, accomodate. Sapete, Prego. la salute. Accomodate, prego. Sto a casa ratassata, signora. Si sente che state a casa. La salute prima di tutto. Certo. Soprattutto per me, che io sono perseguitata dalla sfortuna. Sì, io a quest'ora dovevo essere ricca, ma ricca assai, E invece facendo il concessionario, vado avanti inventando. Allora siete un inventore. Signor, ho fatto 2 invenzioni a livello mondiale. Sì. Ho inventato una macchina per acchiappare le mosche e una crema per uccidere le zoccole. Signor, che dite, ve ne mando 2 casce? 2 flaconi? Ho un campione, signor! Ha detto di no, qua zoccolo non ce ne stanno, è vero, Carmen? Qua zoccole, non ce ne stanno. E voi mi volete far credere che in questa casa non ci sono E zoccole? perché guardate a me? Io sono signorina. Signorine, intanto Cicci, tu ti sei insorato e non mi hai invitato al tuo matrimonio. Eligio, ma tu come facevi? Tu stivi a Milano, come maniva? E che c'entra questo? Comunque, quando mi insolerò io, non ti inviterò al mio matrimonio. Signor, la famiglia è la sistemazione della vita. Però poi nascono i figli, e che ci vuoi di portare innanzi? E meno male che io i figli ne tengo. Ma non danno No, hai visto? Tu non ragione. Però, mo faccio una cosa, mo lo faccio io. No, ma che sento ancora? Ma gli hai visto buono, sta sempre tutto malata. Dunque, caro Eligio, grazie della visita, però mo vattene. Cicci, diciamolo mannà. Sì, Io sono venuto qua per un'informazione che solamente tu mi puoi dare. ma io so io lo scopo della vostra visita, signor Frittella. Certo che lo so. Voi sapete perché io sto qua? Io vi devo dare la lettera di ma quale? l'ho letto prima. Come? La lettera di vostro figlio. Mio figlio? Ma io non tengo figli, signore. Ma come non tiene figlio? Luigino! Se il cervello cade devo proprio cagnare. Ma io non ne tengo i figli. Di casa sono andato straforte, capito? E poi qua, in casa nostra, puoi parlare liberamente delle tue scappatelle di gioventù. Sì, signor. Un facetto non figlio. Un facetto pure perché volete fare sul ponte a papà. Che peccato che non l'avete potuto legittimare. Ma c'è un'ormita, no? E chi dorme, signor? No, io ti parlo mattina. Ho primo pensiero che vuoi legittimare. Bravo. E sentite, e la mamma che fa? La mamma che fa? Che fa? La mamma non fa niente, signor. fa niente? Se sta zitta. È muta, signor, la mamma. Quella era maritata a un maresciallo. Fanteria. No, era un nuotatore un marito. Un nuotatore? No,
gonfiavi i palloncini, mannaggia la Marina, A mannaggia. un maresciallo di marina, bravo. Proprio stunato Stavo assai. stunato E mo vi conviene di non abbandonare più questo povero giovane. Ah, che la metti? Eh. E chi ha abbandonato? Più signore. Mo porta sempre a presa oggi poi. Bravo, bravo Alice. Beh, però mo te lo puoi. Sì. No, aspetta un momento, Gigi. Anzi tu me lo manna subito. L'informazione. Informazioni. Me lo date già Ma l'informazione. quali informazioni, Ma che signore? vuoi? Io ho letto sul mattino che tu hai messo un'agenzia matrimoniale. Sì, signore. Ma che stai dicendo? Come che... E che dico, parla voi. Signore, Agenzia leggete voi stessi qua, vedete? Leggiamo. Vedova, giusta età, situazione indipendente, bella presenza, sposerebbe uomo di mondo. Dirigersi agenzia matrimoniale Francesco Campesi, Vico Concordia 34. Cicci, questo l'uomo tu! Con lo stesso cognome! Iamma belli, presentatemi che sta vedovo prima che si ammosci tutto Che cosa. ha potuto fare una scherza sta maniera? Non scherzi di questa maniera, chi l'ha potuto Chi l'ha fare? potuto fare? Chi l'ha potuto fare? Ma chi c'è? State donna Filomena, che lei è stata mamma da No, fa. mamma ne fa se cose! Mamma non ne fa ste cose. No, non ne fa. Come ha detto poco fa? Ci penso io. E che stai a pensare che ha fatto? Che lei mi mettere in coppa un giornale No, ma che e fa calma, diventare Cicci, a calma. casa mia un'agenzia matrimoniale. Cicci, Calmati, ma che calmo? calmati. Calma. Vammela a chiamare. Sì, Vammela a chiamare calmati su. però, ma non può essere. Ma stiamo che- facendo- vammela a chiamare. Non può essere proprio. Ma tu che sei venuta a fare? Ma tu non vieni mai e provi a morire. Cicci, ma che è sta storia che gli tengono un figlio geloso senza fare manco un pesce? Senza di fare che tu non hai cavi, mi hai combinato un guai rosso. Ma che mi sa? Cerca, chi mi vuole con tanta urgenza? Che stai a vedere, è bravo. C'è che desidero sapere che vorrisce sta vista in coppa al giornale. Che sta mi fa fare una figura di niente, con tutto quello che mi conoscono. Ah, Cicci, vedi, non è una cosa vergognosa. No. No, è soltanto una donna che cerca marito. E io per questo sto qua. Chiaro vai tu, chiaro vai. Tu non ti puoi sposare. E perché? Come perché vostro figlio? Ma io non tengo figli, ma io Un figlio? Ma allora siete vedovo? sì, sono vedovo, però Ma veramente. che veramente non ti puoi sposare. Ti devi rassegnare. Ah, no, Ciccino, in fondo, ma perché si deve rassegnare? In fondo, vatti. No, vatti. volevo dire, in fondo si vede che non è più giovanissimo, sì, ma come si dice? Come si dice? Quando c'è sta salute? È bravo, la vita ritta, quando c'è sta la salute. Ma li ti guardate buoni, che le sta sempre tutto accatarrato. Ma è passeggera. È passeggero. Il signore va via. Tu però vuoi salutare? E salutiamo. Signora, piacere di averla conosciuto. Il piacere è tutto mio. Scusate il disturbo. Arrivederci e grazie. Arrivederci, hai capito? Cicci, hai fatto tutto tu. Buonasera. Ma va a te, non a me. Mamma. Ma dimmi una cosa. Ma Ciccino fosse asciutto pazzo? Ma che d'aggiarisce, non lo saccio proprio. Comunque, ma tu veramente tu vuoi maritare? Sì, ma che cosa ci trovi di strano? Uè, secondo me tu giardino te l'hai scordato. Quello giardino? Oh mamma mia, com'è tardiva sta figlia mia! Avessi pigliato un pile mamma, te ne chi? Però è anche vero che se tu sei tardiva e lenta la colpa non è tua, no? La colpa è del compositore, del musicista, che adorava gli adagi e odiava le fughe. Diceva sempre Bach. Ma chi è su Bach? Schubert è l'unico solo completa musicista. E tu lo sai perché adorava Schubert? Perché? Per le incompiute. E io, figlia mia, fui vittima delle sue incompiute. Senti qua. Sì, quando vedi che ti abbraccio con tuo marito. Sì, vedi quando ti bacio con tuo marito. Elvi, a me mi sale una fiammata da sotto i piedi. Mamma, ma che Ma arrivo fino in capo, fino all'ultima cima dei capelli. I capelli mi fanno così, così. Un po' pensiero. Sì, Figuriamoci, sì, oggi mi si sensazione.
è perché tuo marito si rifiuta di procurarmi la felicità, solo per questo. Ho rifiutato il rifiuto. Obbligatemi a ballare in coppa una corda. A fare il caprolo mi savi. Ma direi ai miei amici, sapete, tengo una suocera. Va propongo. Questo mai e poi mai. Pure questo te la fa sì. Sì. Va bene, va bene. Cicci, ma facciamo una bella cosa. Bella cosa. Io ti trovo un metodo più spicciativo. Oh. Sai che faccio? Io parto mamma e vado alla ricerca di un marito. Con permesso. Ci vediamo un altro. Sì. A me, da sta casa, ma manca l'aria. E capite che mi sente soffocato? Ma manca l'aria. E dopo tutto che si maritasse pure, basta che Cicillo non si piglia tanta collera. Signori, fuori c'è sta una signora che va trovando a Don Cicillo. Una femmina, ma è vecchia. No, è giovane. E a dire la verità, è pure buona assai. Ma te, che va trovando sta femmina? Che va trovando? Ha detto che come acchiappa un marito vostro le spacca la capa. Veramente detto così. Ma falla trasì prima che va trovando. Signori, ma voi siete sicuri? Certo che sono sicura, falla chiamare, va, falla Con trasì. permesso? Prego, accomodatevi. È permesso? Scusate, chi volete? A chi voglio? A chi lo bello galantuomo che invece, ieri sera invece di darmi il regalo che mi aveva promesso, ma lascia una busta con una poesia dentro. Ma sentite, forse avete sbagliato indirizzo. Ah no, cara signora, non ho sbagliato indirizzo. Tengo biglietto di visita. Francesco Campesi, via Concordia 34. Ma che sto biglietto di visita Cicillo mio? Sentite, ma come faceva a trovare chi sta a casa vostra? L'ho incontrato ieri sera a Via Toledo mentre uscivo dal teatro. Mi si è accostato e ha detto: signorina, la posso accompagnare a casa? Ed io, sapete, soffro di solitudine, ho una malattia di nervi, non posso stare da sola. Il medico mi ha proibito di non dormire mai da sola. Allora ho detto sì. Ma è bravo. Ma sapete che cosa fa lui? Mi lascia una busta chiusa sul comodino e se la squaglia. Ma scusate, ma forse voi... Io sono la moglie. Azzi, è pure ammogliate. Chi stummano ammogliate sono proprio pericolose. E tutte queste qua non ci credo. Chi l'aveva detto che non si firava e sta lontano da me? Signori, aspettate che mo ve lo chiamo. Sì, andate, non vi preoccupate. Cicillo! Cicillo, di qua c'è sta una signorina che ti deve parlare. Signorina che ti deve parlare. Signorina, che esce a fare me la deve fare uscire in faccia però, Non ci pensate, ci pensi. Chi è che mi cerca? Maronna mia, l'ho messo. E che sto chi è? Scusate, non siete voi che lo cavate trovano? Non sono chi è imparato che sto schiaffo. Perdonatemi, sentite, io sono Nanna Margot, canzonettista. Ho avuto la sfortuna di conoscere un sfasulato che ieri sera invece di darmi un regalo che mi aveva promesso, come un anello, un bracciale, un assegno, mi lascia una poesia rinda una busta scritta: la miseria è brutta assai, madre lei di mille guai. Aspettate un momento, io non è la prima volta che la sento, è vero, Cicillo? E di un tale che dici che è venuto da Trapani va trovando o patria. E che stai leggeri? Ma vedi che l'animale che fa combinare? Ma lo conoscete? Troppo. E vi devo dire, cara signora Marcoffia. No. Margot. Marcoffia, accontentate per uno schiaffo che mi avete dato. E io te vengo. Eppure l'amore che mi avete fatto pigliare, facendo credere che mio marito mi tradiva. Io ce lo torno schiaffo, capite che c'è? Ma io ce lo torno. Ma se io chiappo, gli ha già fatto una ciaccatella pronta. Una ciaccatella pronta. Ma voi, spiegatemi una cosa. Ma come siete arrivati a casa mia? Per chi sta, Cicci, per chi sta? Questo biglietto hai visto che le è caduto in da sacca, pensava che era un suo. Ma come un biglietto hai visto tu? Cicci, appena a giudizio hai capito che ero tuo. Ma che ci facevi nella sacca quello là? Ah, i surietti, e poi mi fa scrivere un indirizzo. Comunque perdonatemi di quel piccolo schiaffo che vi ho dato. E poi a mano di donna non offende. La mano è buffottuno, però sì. Con permesso. Cicci.
ma che sta succedendo? Cicci che lei è giovane, capito? Non danno famiglia. Ma Madronna si divertito un po'. La donna si divertì. Intanto però, essa si diverte, gli aggi pacca, hai capito? Ma pare logico. Sta pare logica, Certo. mo però. Facciamo come a 10 minuti fa, stiamo così bella assieme. Sì, tanti bacetti. Tanti bacetti. No, Mamma! Ma una cosa, vero non mi dà a pigliarmi lì? Vengo pure con Cicilla? No, devo di sola. Vado a fare le paduane. dire che vuoi, Sì. papà. Arrivo, mamma, arrivo. Ma voi vedete un po' come sono trecce le cose. Io faccio a Trapani e chi magari in quello a Cannano. No, ma assolutamente Luigi che ancora non ha da mettere per, no, Ecco chi, papà! Luigi, lo tocca. Io, in carne ed ossa! E poi tu sei traso. Sotto la rosa ho trasuto, in tuo cammino, la rosa ho trasuto, fa la porta, stava la porta aperta, e un servitore che stava sciriando l'etichetta, e sciriava l'etichetta, e io mi sono inficcato. Ma credo, papà, ti ha fatto piacere? Come? Non Che ti buci, piacere. non ti buci. Sono 10 mesi che non ci vediamo, mi dicevi così freddamente. Ti dicevo così freddamente, ma che stai dicendo? Che lo pare a te? Non ne ha così, Non sono pare a me, contento. non no, pare a no. me. E sono le cose sono evidenti. Mi ha già bucciato in coppa la porta che stai dicendo Luigino in questa casa non c'ha da mettere picchi. Ma perché, papà? Perché tu sei arrivato quando non io arrivavo, Luigi? Lo so. E che facevamo? Che fai 3 anni a me? E quando mai mi sono fra testa lontana da casa? A me le trapanesi non mi piace. No, E trapanesi, un uomo dice trapanesi, ma poi non so niente, non sapano trapaniamo, va bene? Bravo. Allora io là stavo camminando e ci hanno cucciato una bella tardona napolitana. Oh, niente di meno, papà. Era una tardona. Se ci fu giro attorno surava. Con Magnoli, Ho visto che ci stava a fare, quella si imbarcava per Napoli. E allora io mi sono messo insieme a lei. Durante il viaggio ci siamo scialati, bella. Ho ci speso tutti i soldi che tenevo. Come Siamo sempre. arrivati a Napoli. A tardona, visto che io non dovevo stare scarzata, no, e mi ha salutato. E con gli ultimi spiccioli che c'avevo, niente di meno, me ne sono andato a vedere un bello spettacolo di varietà. Hai fatto mancare niente, C'è stata una niente. bella magliona, una Oh. ragazza carina. Ho aspettato all'uscita. E abbiamo passato la notte insieme e stamattina ci ha già lasciato. Una poesia diventa una busta. Azzo, tu sai. Io so tutto, perché stata è venuto qua. Sì. Perché tu hai in da sacca ti hai lasciato scappare un bigliettino ai visito mio. Niente di me. E credendo che sta a casa tua, è venuto a capo da un cucciare. E logicamente ha trovato a me. E devi sapere una cosa, che non contenta, ma ha consegnato pure uno schiaffo. Sta cosa è fatta assai. Ah, è divertente. What's ma sto vuoi? E tieni qua, Niente di ma meno, che lo dice so. che facciamo assieme un quattro risate? Papà, l'uomo si schiaffa a pezzi. Ma perché vuoi che me ne c'è, papà? Perché tu sei arrivato quando non eri arrivato. Mo non tu posso dicere perché. Ah, già capito. Lo dico io a te il motivo. Come lo dici tu a me? Lo dico pure a te, io so perché me ne vuoi fare. Perché non vuoi far sapere, non mi vuoi far sapere che Accadinda era avuto un'agenzia matrimoniale. Dici, ma come lo sai pure tu? Lo sapevano tutti quanti che la legge negli articoli di giornale sul mattino. Che è stata una pazzeria e donna Filomena. Però tu ci devi sapere che questo è tutto noi dico. Facciamo una cosa, ci vedremo stasera. Fuori Cambrinus e no, e là ti spiegherò ogni cosa, sì. Allora me ne c'hai? Sì, Vabbè, me ne voglio. sì signore. Me ne voglio. E stai ancora? Me ne voglio. E stai ancora? Ma quando? Papà, se non me ne hai accorto, come no? D'accordo. Il tram per camminare che ci vuole l'energia elettrica, la macchina per camminare ci vuole la benzina, un cavallo per camminare ci vuole il fieno. A me se non me ne hai i soldi mi muovo a Ma tu non devi andare a scuola. Devi andare a scuola, mi cerca ancora in una. Lo scuorno è tuo se non me ne hai i soldi. Andiamo bene, andiamo. Ma fammi capire una cosa, ma tu scrivi poesie? I poesie? Canzoni. Poesie no. me? Non ti fruttano niente. Mancano 100 niente di meno. Se io fossi un cliente non mi cattassi e bravo. poesie, fanno proprio schifo. E allora fai una cosa, fanno piacere a tutti quanti, ai clienti tuoi e a tutti quanti noi. Non sprecare la carta inutilmente. Non sprecare la carta. Poi allora c'è sta tieni. sempre qualcuno. Oh, guarda qua. Mamma mia, che tiene la banca Troppo nella soldi. sacca, va. Quello qui. Va bene. Beh, Papà,
Chi si è? Io non passo posso fare, ci vuole più benzina. Ah, ci ci vuole vuole più più benzina. E allora... Te. Ancora... Papà, se tu non mi fai un pieno, non ci arrivo a Ah, là! non ci arrivi! E allora che? no. Che? È prima di che questi qua ci arrivo farò la palazzo! Ma che Ma sta che? Cammini! Sì, me ne vado, me ne vado, me ne vado. Ma è veramente un'agenzia matrimoniale. Oh, mo sbagliare da volta! No. È stata una pazzia di mia suocera! Ti sei insurato? E non mi hai Con Margherita? Ti sei insurato, tua suocera? Mia suocera! Io già sono tua suocera! Luigi, sì, ma sono surato! Ci guardato, mo ho già capito perché me lo fai, hai capito papà, me lo fai perché non vuoi che io parlo, che scompaglio tutte le tue cufecce, Ma che stai dicendo? Ciao, Luigi, papà. devi sapere, non è che non ci pensa a te, ma io a mogliarmi non ce l'ha diritto. E se a mogliarmi ce dicevo, che tenere un figlio che era più lo stesso. Quando mi avessi sposata, Luigi, Papà, già, no, già, Come ci chiama? facciamo Che una bella sorpresa, che faccio? Oh. Papà, ah, chiama mamma. e tu questo devi permettere, voglio chiamarlo mamma, mamma. Allora me ne c'hai? Uè, Cicci, Sei ancora qua. Oh, scusate. ha riuscito. Belle. E chi è questo signore? Il signore stava per andare via. No, ma è scortesia se prima non mi presentate la signora. Ah, scortesia, Ah. sculato. Eh, Oh, panzerotta, secondo. Un panzarotto, signore. Elvira, questo è quell'amico, quello della lettera, quel ragazzo della lettera. Signor Frittello. Sì, frittella! Mamma era zeppola e o nonna era crocchetti. Dimmi una famiglia non si c'è. Frittella. Vicino frittella. Piacere mio, signore. Fortunatissima di conoscere. Papà è buono, devi trovare. Sapete una cosa? Io poco fa ho letto per combinazione la vostra lettera. La mia lettera? E non vi preoccupate, metterò una buona parola con vostro padre. Ah, con mio Sì, quando padre. poco fa è stato qua. Ah. Siamo un po' arrabbiati con voi, però. E chi il papà si arrabgia? Sì. All'inizio si arrabgia, papà è un po' duretta, ma poi appena parli s'ammoscia assai. È vero che papà s'ammoscia? Chi lo sta sempre a cadere? No, quando mai, signor, chi l'ha appena parli s'ammoscia, poi sa da ammoscia per forza, papà. Forza. Perché poi se parla, scompaglia tutte cose. Ma Luigino mio, ma tu non parlerai. No, non parlerai. Se no papà ti fa scendere un sacco buona. Guarda! Hai capito? Guardate come difende a papà mio! Guarda! Quelli sono tanti amici, si può dire che sono stati allattati dalla stessa vacca, avete capito? Sì. Era una vacca allattava tutti e due. Si può dire che il Ciccillo e papà come se fossero la stessa persona! Hai visto? Che ti avevo detto? Sì. Cicci, ma perché non lo teniamo a pranzo con noi? Accetto, a pranzo! Tanto, se potessi conto, è impossibile. Perché A pranzo con noi. Guarda, tu puoi che viene arriva il padre e se io devo perorare la sua causa è meglio che esse non sto presente. E va bene, ho capito, me ne devo andare, anche perché tengo una cosa fin da sacca che ha già subito a distruggere, e poi torno una volta, e se non tengo tu materiale per la distruzione, È tornatatti, Va bene, allora me ne vado, hai voglia di un quarto papà, ma io sempre qua c'è tornato, sempre qua, a Sciante! Ma attende che la benzina la tiene. No. Io mi ricordo subito, a guardia porta che canto ne da salire più nessuno, No, quelle cose all'errore ci mette di buon umore. Tanto più mo che le rimaniamo soli. Sole? E perché rimane Perché quella mamma parte per un viaggio di piacere. Parte? Sì, si sta facendo mo la valigia. E allora noi rimaniamo soli, Eh. è vero? E allora ci potremmo abbracciare Sì, e baciare sì, liberamente sì, sempre. Ma come? Signori, la guardia ha portato sta lettera. Dicendo che se ne può presentare a quest'ora fanno chiudere la bottega. La bottega? Ma qual è la bottega? Ma che sei? Che ne sa? Leggi. A bottega. Signor Francesco Campesi, via Concordia, numero 34. Sì tu. Prego, voler esibire al più presto possibile
il permesso della vostra agenzia matrimoniale come si evince dal giornale Il Mattino. Ma quell'agenzia matrimoniale, ma quello permesso, ma che cosa? Va rapì che se mamma, va rapì. Arabini, mo a chi Arabini? Lei? Perché mi hai chiuso dentro, Io lo so, tu mi vuoi impedire di partire, ma ricordati che sei un paese libero. Voi volete partire? E ditemi, dove volete andare? Dove volete andare? Io parto. Oh, partite. Vado alla ricerca di un marito. Ah, la vita, sì, la vita. E arrivate sta lettera alla coppa a quest'ora. Dice che vogliono chiarimenti sull'agenzia matrimoniale che abbiamo aperto in questa casa. Questa è una conseguenza. E che l'articolo che voi ti fate mettere sul giornale Il Mattino. Quindi, prima andate a chiarire in quest'ora e dopo forse partirete. In questo... Cicci, ma fosse asciutto pazzo. Sicuro pazzo, perché questa è una casa onesta. Vi invito ad andare a chiarire subito in quest'ora. E va bene, non fa così. Potevi mai immaginare che succedeva tutto questo? Scusami, Cicci. No, che è successo che a voi vi proprio la capa. Mamma, tu hai capito? Tutte queste perché l'articolo che tu hai visto dopo il giornale. Andiamo tutti in quest'ora, andiamo. Io non posso. No, non potete. Io devo andare alla ricerca di un marito. Ma tu hai a morire subito proprio. La ricerca di un marito. Capito che fa? Tutti in Fa la cortesia, vieni a casa mia, non aver timore di me. Là t'aspetteranno baci e fiori profumati ed un salottino. Assunti, meno male che ci sei tu in questo villino, se no sarebbe un mortorio completo. Sì, ma vattene piano, hai capito? Così faccio i servizi miei e pure i tuoi. Beh, io sono sciuto per ordine di Don Cicillo e poi faccio quello che voglio io. Stamattina ti sei sciuto, Assunti, tu fai arrangiare a me e io schiatto un corpo a te. È meglio che schiatto, io già fa ancora i servizi. Come? E fa ancora i servizi. E allora questa serviziella facciamola insieme io e te. Te, ma che cane, hai capito? Guarda che io sono signorina e non ti posso vedere. Ah, sì signorina, non Certo, mi puoi vedere. certo. E mettete le lenti perché pure io sono signorina. E sei pure antipatica, hai capito? Guarda come tu dici, tieni in mano a posto, o se no che giorni che sono di come padrone, hai capito? Uè, signora! Ma dove? Ma che fate fa? Che sono andati e volevo andarmi un po' a cambiare. Guarda chi è arrivato! Come si fate bella! Ma siete proprio ringiovanili! Che avete fatto? L'amore, senti? L'amore! Ma piuttosto ditemi, mia figlia e mio genero dove stanno? Sono uscito poco fa perché io Ovellino Barbetta, do l'amica nostra. Tu siete pisce, sì. Ma stanno bene, sì. Sì. Ma voi vedete un po' che la combinazione? Proprio stamattina Don Cicillo ha detto che quando ve ne siete partiti un mese fa non avete fatto sapere più notizie. Ma perché? Perché volevo fare la sorpresa completa, hai capito? No? Sì, veramente? Avete trovato un marito rosso che ha cacciutella Fifi? Ma che me ne importa a me chi? No, quello è legalmente morto, io sono una donna libera. Assunto io. Casa tratta in un marito, casa per fu marito. Ma perché vi siete rimasti della tavola? Sì, sì. E io sono sa, avevo vivo i bagagli. E invece mi trovo qua, in questo villino. Ad oggi ho conosciuto il mio primo marito, musicista. Oh, cacciuttino. Ma io me lo voglio vedere bene. Io mi faccio divertire. Guarda che stanno a dubbici. Ovellino Barbetta. Ma sai che faccio? Gli vado incontro. Tu aspetta qua. E se arriva mio marito, gli dici aspettate perché la padrona mia subito vengo. Va buono, sì. Va buono. Va bene. Non vi muovete, facete voi, io subito vengo.
Assundi, ma tu hai capito che è successo? Assundi, ma tu hai capito? Ah, già capito, ti in mano a posto. Assundi, signora Filomena, non sa voluto l'uva o privilegio è nato un matrimonio. Ma state zitto, sta. Chi si sbanea sempre, Io sbarei sempre. E non ti preoccupare, perché poi verrà quel giorno a dove tu calinca fuori un rappressa a sto masculone. Sì, non ti preoccupare. Eccomi qua. Eccomi qua. E chissà, è un marito della signora. Giovinotto. E dico giovinotto, ma in questa casa non c'è nessuno. I signori sono chiusi a fare un servizio, ma hai ta moglie vostra che l'hai da aspettare che mo torno subito. Mogliere, ma. Donna Filomena, è chiusa insieme alla figlia, incontro il marito. Ma chi si che sta dicendo? Per starci in coppa stu villino io mi sono fatta una surata, maronna mia. E non mi sento bene, che staria fine, mi fa male pure. Poi. E come adora? Sì, questo qui è di Nanà. Come? Sta pelle che adora così si chiama Nanà. Sì, signor. È di Nanà, ha conosciuto in coppa a Casanova, ha conosciuto. Nanà in coppa a Casanova. Poi, a dire la verità, ha conosciuto in coppa a Ruanello. Io la guardai e lei mi guardò, io la fissai e lei mi fissò e poi la invitai a cena A cena e fammi scappare catarra. Giovinotto, io sono nato per amare le belle donne. E proprio ieri sera Nanà mi disse Cocò, Come un pappagallo. ma che pappagallo? Quella mi chiama così nell'intimità, da quando ci siamo conosciuti. Sì. Ieri sera mi disse, Cocò, questa è la stagione che le belle donne vanno a mare o in montagna. Tu, Cocò, dove mi porti? Io ho detto, Nanà, io ti porto a mare. Come? Portate male la signora. A mare, che hai capito? A mare. A mare. Mi sono ricordato di questo villino di proprietà di Cicillo. Cicillo mio. Laggiù fittata una camera d'albergo e sto quel cacco si sparagna pure, avete capito? Ma spiegatemi una cosa, ma se usava la moglie vostra, ma che succede? Nato questa moglie, ma che servizio è sta famiglia, insomma? Io e moglie non ne tengo, come faccio? Vabbè, lasciamo stare. Allora voi volete una stanza, come ho capito? Sì signor, Giovinò, però la stanza deve essere a mezzogiorno. Vabbè, allora ci vediamo più tardi. Ma dove andate? Avete detto a mezzogiorno, sono appena le 10. Come già fa? A mezzogiorno significa reata, piena di sole, soleggiata, avete capito? Allora mi facete dite una bella stanza soleggiata. Mica io vi faccio scemo. Mica vi faccio scemo poco. Assai proprio, mannaggia la Maria. Sentite una cosa. Sì. Voi volete una bella stanza? Io mi porto a due a Sundina. A Sundina facirti servizio. Ma a mattina facirti servizio. Sulla mattina? A mattina sono meglio. A sera no. Poi vorremmo. Ma io a mattina non tanto sto che buono. Venite con me, vi accompagno a due a Sundina. Andiamo a prendere. Prego. Che bella sorpresa, mamma, che bella sorpresa. Che grande mi immaginavo. Lo so, figlia mia, è stato necessario. Come si dice? La vita non è bella se non ci sta l'amore. L'amore. Ma dimmi piuttosto, figlia mia, marito da rossa. Ma bene, arrivate fino al municipio. Sì? Sì. E che dice? Ti dispiacerà quando vedrà sapere questa cosa? No, anzi che le rimanette un po' carreggiate perché l'articolo un po' giornale là. Ma poi commissari le amiche, tutto fernetto arresato. Meno male. Che proprio stamattina mi ha parlato di te, mi ha chiesto, Veramente? dice, mamma dove sta? Benissimo, figlia mia, benissimo. E senti un po', mamma, ma quando ce lo presenti questo marito? Chi lo può venire a Sì, sta stazione che baga. Vedrai, figlia mia, è una perla d'uomo, una squisitezza. E dove le conosciute? La conosciuta. Non ti ricordi che lui viaggia a Roma, no? Là l'ho conosciuto. Abbiamo fatto subito amicizia e ci siamo sposati. Che bella. Eccomi qua. Cicci. Caro genero! Cara suocera. Come stai, figlio mio? Come stai? Non sapevi
visto che bella sorpresa ci ha fatto mamma? Ah, una bella sorpresa. E che sorpresa? Dimmi. Quella mamma si è rimaritata. Sei rimaritata, bravo, bravo. Siete state parole. La vita dritta e la vita fatta. Ma La vita hai parecchio visto dopo un bella. matrimonio? Sembra ringiovanito, pare più bellello. Ma che bellezza, sì, Ah, più giovane, tutto cose. Pesca. Me la piace, sfrutto, ammazzare tanto tempo. Sei sposato, capito? E va bene, a voi vi sembrerà pure strano che una donna della mia età possa trovare un uomo che la possa amare e addirittura sposare. Ma io non capisco una cosa, ma perché ste nozze le avete fatte in segreto, così in silenzio? Ma perché vi vuole fare? La sorpresa completa! Ah, hai visto la sorpresa? Vedrete, è una squisitezza. Sulla mente. Solamente? Sulla mente, sentite, io non ho tutto coraggio di cadere anche la figlia. Ma perché? Mamma, perché? Perché te ne paura che non mi sposavo più? Poverino poveri. Poi, tale quale ho fatto? L'ho fatta chi? Ma come? Ho fatto Don Eligio Fritello. Ma ve lo garantisco, È un bravo giovane, è veramente un bravo giovane. Brava mamma, sono proprio contenta che ti sei sposata. E mo quando viene? Fra poco mi capello. Fra poco arriva. Che non ce la stava una suocera, io mo c'avevo pure una suocera. Perché che c'è stato di male, Cicci? Ah, eccola lì, la cercavo e non la trovavo. Il Poi, signor Cicci, tu Fritello. sei qua. Eligio. Che Signore, anche voi qua. Anche voi qua, io sto aspettando sempre una vostra risposta. Hai ad aspettare? Sì. Io voglio aspettare. Eligio, ma tu come ti trovi qua? Stai E sempre come mi trovo qua? Io avevo bisogno di una camera per una decina di giorni, tu non ci stava, ci stava il tuo servitore e ho preso possesso. bravo, hai fatto buono. Cicci, ma da ci chiedono un piacere. Ancora. Sai, io non sto buono, sto accatarrato. Mi fai preparare un decotto? Ma vedete un po' che qui sto a comandare la casa di decotto. Cicci, ancora. un decotto però, adesso spettorante, emoliente, pieno di malva, malvone, mettici anche il prezzemolo dentro. Un po' di zucchero. Papavera e zucchero assai. Sai, sto malamente, io mi ritiro nella stanza, mi ritiro, va bene? Cicci, è proprio un bello tipo, chissà. Un bello tipo, ma che le mie sono scemuti, ma li visto buono. Io so, che mi volevo sposare. E non vi preoccupate, amo su a caffè in un bello decosto. Sì, aspetta, vengo pure io. Io mi devo mettere in ordine, devo ricevere per bene il mio caro suocero. è chiaro. Andiamo. Un suocero e una suocera. Padre eterno, mi aiutami tu. Sta casa è un manicomio. Ma come si dice? Il marito è l'unica medicina che ti ringiovanisce, questo qua, vedete? Questo è un marito che veramente mi farà bene. No, come mio primo, che cucchino sono stata un po' sfortunata, sì. Ma chi sei? Chi mi fa sangue? Ambrogar! Ambrogar! Io devo cacca? Madonna mia! Luigi? Come sei bella, amore mio! Lo so, Che ti sei fosse da divano! Ma io diciamo la ci sposata, è troppo divertente. Io faccio oggi passato noi! Vieni qua, che ti do una mano, che sicuramente... Vedi che è pesante! Sicuramente Niente di pesa. meno, appena visto un magnaso mi se la pigliata! Amore mio, io ci ho fatto un po' tardi. Un po'. Ma tu mi dici Villa Elvira. Ma niente di meno, tu hai capito quando Villa Elvira ci stanno a Napoli? Niente di meno, mi sono trovato in un manicomio. Se zeccate una vecchia ancora immagino, a giù ti chiamava lì ciancava. Mamma mia, povero Luigino mio. La posso qua? Sì, poi La posso ce l'ha là. qua? Senti una cosa, Luigi, ti devo dire una cosa. Ma prima di tutto dimmi, mi vuoi bene? Chi? Sì. Mammaro Carmine, ma che è vuoi una bene? minaccia? Sì, No, sì. è l'amore, figlio mio, che l'amore. Ya, ci sta gente, ci sta. gente? Che lì l'hanno quadri, ci stanno No, no, guardando. che quella sono io e mia figlia. Senti, Madonna, Luigi. Che le quando ci capiva ancora in tuo quadro. Io pensavo l'hai sposato, è troppo Io diverso. faccio oggi passato nuovo. Luigi, senti, dagli una cosa. Dimmi, non mi tenere sulle spine, ciuciù. Senti, prima cosa riflette, il nostro matrimonio è stato un matrimonio di simpatia. E non ti interessa, vero? E si capisce, quali interessi? Ma chi te sa? Cioè, nel senso, chi sa queste cose? Ecco, niente di meno, io appena ti ho visto, è stato proprio un colpo, proprio caipo.
un colpo di fulmine, niente di me. E appena l'ha già vista, gitana mia mamma, quanto è bella proprio, quanto è bella questa donna, niente di me. Come sta facendo? No, mamma mia, si sta squagliando la roba la faccia, piano piano, sta gente stanno un po' più lontano, mi mette scorne. No, Comunque io appena ti ho visto, siamo vicino. mamma mia Carmine, appena ti ho visto, ma che sto vicino al focolare. Appena ti ho visto tutto fuoco per te. Ma fai mettere una scopa, no! Oh, io già non è così. Oh. Allora io appena ti ho visto ho subito detto questa è la donna che fa per me, niente di meno. E poi tu sei così, così bella proprio, sei così graziosa, sei così fine, e poi sei ricca assai, ricca d'animo. Ah, in questo senso qua. E appena ti già vista la città loca, che me l'ha già spurpata, in senso fisico. Nel senso di quelle cosine là. Quelle cosine che là mi hai che- fatto fare già là. Non ti ricordi? Meno male che mi ubriaca! Sì, è vero, bevemmo tanto. Ma quello che comunque, facemmo dopo. te so, Oh, mi sto scurtando e sto cercando di scordare e tu mi ricordi. Senti qua, ti allora, voglio ricordare una cosa. dimmi amore mio, dimmi Quello quella che cosa mi che mi dicesti vuoi. quella mattina nel Colosseo a Roma, ti lo ricordi tu? Ah sì, mi ricorda. Tu dici che la bella vesta bianca con quelle venature beige. No, lui ci ne stai ascoltando. Io avevo quel bellissimo vestito stile impero rosso. Ah, ma ricordo che era la colonna! Tu stavi dietro la colonna, hai capito? Io diciamo la sposata, è troppo divertente. Madonna. Senti qua, Sì, comunque te lo che- voglio dire io. Sì. Senti, ti ricordi che tu mi dicesti che non c'è peggior tristezza nella vita è uno che non tiene una famiglia. Questo dici a te? Ecco la gente. Sì, no, mi ricordo, l'avevo detto io, sì, me lo ricordo. Comunque la gente dice Luigi, in 448 tu non hai una figlia. Ecco qua. Madonna mia, non ci posso credere, allora veramente è stato! Veramente io e te quella notte abbiamo... Come ci ha fatto? Avete capito? Luigi, ma che capito? Luigi, non mi hai capito una cosa per nada. Una cosa però... Una cosa l'hai capito buono perché che avevamo fatto io e te quella notte. E non mi ricordare, continua! Ecco. Però taronghi a te una figlia, capì? I taronghi nata, cresciuta e sfazzata. Grazie assai che mi sono scansato. Grazie tesoro mio, ma perché non me l'hai detto prima? Una notizia così bella. Perché mi devo volete perderla? Niente di me, non mi hai perso appena t'ha già visto. No, dice, io non ti ho paura di perdere quindi che tu non mi sposavi più. No, come facevi? Io attento ti sposavi più. Niente che li sordi come facevi. No, nel senso ci dobbiamo creare un avvenire. Comunque a me mi piacciono assai creature, mi fa tanto piacere. La bambina la accolgo, la Mi bambina. piace una sé creatura. Ma non lo guardo. Allora, quando si apre? Aspetta un massetto. Senti qua, ti piace una sé creatura? Sì, tanto mi piace. Ma vedi che questa qua è sposata da più di 30 anni. Oh! È sposata, meglio ancora! Così non ci ammacagne le pannolline, Hai ragione. non dobbiamo svegliarci la Hai notte, ragione, ci sono no? meno responsabilità. Meno responsabilità, capito? è vero, Mi fa piacere poi il marito, no? Il marito? Com'è il marito? No. Il marito è una perla. È una Sì, perla, sì. Sarà per te un figlio obbediente. Sì, adesso sotto schiaffo, perché io credo. Mamma, Ma te la fa piacere? ci sta la gente, oh! No, ci sta nessuno. No, che le stanno a nascosto, si mettono a guardare i tuoi spioncini. Luigi, ma dammi un piccolo bacino, io mi accontento di tu. Dove il matrimonio? Dove ti siamo scusati già, Luigi? Dammi un bacino. Un bambino. Voglio morire. Io sarò la faccina. Tu che sei? La tua... Che meno male. Ho già fatto preparare la camera. Hai fatto buono, figlia mia. Vedi? Questa è mia figlia. Questo è mio marito. Figlia non ne dice. La moglie papà. Vabbè, non dico sarà così. No, ma... È una sorpresa. È l'emozione. L'emozione. Piacere, tanto piacere. Piacere mio. Altro che un sapo papà che è il mio genero. Niente di me. Io sono il suocero della moglie, il padre di mio padre. Ma che sta succedendo? E voi non sapete una bella cosa.
lo saccio. Oh, padre, ma come lo conosci? Lo conosco pure tu. Si capisce, quelle... Don Eligio Frittello. Don Eligio Frittello, nonno Panzarotto, mamma Crocchi. L'amico di prima. Ma venite a fare la combinazione. Ma che chiamate? No, chiamate prima il marito vostro, voglio No, conoscere. è buono che parliamo prima con No, è meglio che parlo prima con il marito. Cici, eri qua. Faccio una bellissima Una sorpresa, dimmi, che Ti sorpresa? presento tua suocera. Ah, tu! Voi? Piacere, Luigino. Piacere. Caro suocero, ma dimmi un po', ma che sta succedendo? Caro genere, che ne sacci? Cicina! Ma no. Si chiama Luigino! Guarda, lei! Ma che lo fate amichetto suo? Sì. E allora, è buono che ci parliamo noi? Sì. Ma con chi volete parlare? Che le mie sono scemonite. Lasciatelo stare a papà, quella in spost sta passando noi, sta morendo. Ah, ma non mi preoccupate, più tardi ci parliamo. Allora, vabbè, una volta che questi ti lasciamo soli, perché tanto ci avranno tanto da parlare. Sicuramente. Ma no, lasciamo da che. Ci sta gente. Io vado a vedere la tua fame. Sì. Aspetta, vicino. Capito? Mi raccomando, fa presto. Ci vediamo un bacino. Andate da Maronna, mi compressione. Papà, mi baci le mani. Ma no. Vai figlia mia, vai. Com'è strano però tenere un papà così? Come stai a tenere figlia che sta male? Vai figlia mia, vai. mamma. E non sporcare niente, Sistema tutto. Fai il letto a papà, capito? Sì, papà, tutto. Hai capito? Vai. Non ci fa vedere caso Ma qua. tu che hai combinato? Ma che hai combinato? Hai sposato mia madre. Ma che ne sacci? Che ne sacci che era mamma e moglie? Ma perché non mi avvisate? Avvisa che ci sei un cartello che ho bisogno che la suocera le patate. Ma tu hai capito che... Madonna mia, io a Roma, io andai a Roma, avevo letto questo articolo. Niente di meno trovai a che se stavo sfurnate i soldi, ma ci azzeccai in culo. E allora combinammo l'esto del matrimonio. Sacci sti fatta che era tua suocera, sacci sti fatta. Ma tu hai capito che qua che ne hai combinata così? Come ce la scimma? Calma, manteniamo la calma. Non è successo niente. In fondo, quello c'è un accordo segreto tra me e te. E senza niente. Nei confronti di Filomena, tua suocera, tua nuora, tua figlia, non sto capendo niente. Ma statene un po' così. Ma tu hai capito che se moglie ha pure sto fatto? Ma sai che succede? Non succede niente, non succede niente. Perché E tua moglie poi- saprà rispettare il padre, e tua suocera sa rispettare il marito, e la moglie sa fare con il padre, che ne sai? Ma statene un po' così! Finiscila! Ma tu che succede non vuoi rosso? E poi, in quanto a sua madre, Tua nuora, mia suocera! tua figlia, Ma che diavolo ti porta a te? Se moglie mi ha pure sto fatto! Ma tu sai che succede? e allora ci sta un altro mezzo. Ma tu mezzo? Qual è? Prima e mo papà se ne andava in questa casa, il padre vero. Sarà in questa casa. Uccerimo, che ne sai? Ma come uccidi? Ma che stai a dire? Se ne andava come facciamo? Si deve risolvere, si Senta deve trovare risolvere, un se ne mezzo. dai, perché io tengo paura che chi lo parla e conta tutto cose. Maronna, stanno tornando. Stanno tornando, zitti che stanno a venire loro. Siamo un po' più qua Cessaria. Cici, io e mamma avevo pensato di fare un bello giretto per paese. E piano, lui deve aspettare a Sì, andate, Sì, andate. Ma come ci faccio di su? Ci E credo, allora? che sai essere a rubare. Stai a rubare. E allora fai una cosa, faccia tu, resti in casa. No, faccia tu, resti. No, faccia tu. Come sono bella, già si danno del Sì, figlio mio, vieni qua, ti abbracci nel mio seno. Cici, ma tu perché non vieni? E a causa di Don Ricci che le sta malato, si vuole serve qualche cosa. Devo un cadavere. Luca, dai. Ma che ne so mo? Che la così sa vista? Niente di me. Quando c'è una malattia infettiva. Luigi, sempre delirio. Ah, buonanno per un nonno, per un starnuto è morto. Niente di me. bravo. Aiuto andare è morto. Ma scusate, ma non si potesse portare all'ospedale questo? Non ti inquartare, amore mio, non ti Ma inquartare. ospedale, ma come? Ma pure così fa cura meglio, No, così no, 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 no. Io ci voglio stare
io vicino non voglio lasciare E chi l'ha così moro, Cristiano? Chi come parte, No, lascia qui solo questo, no. Questo mai. Ma voi siete donne, quello è uomo, non si può mai Non vi sapere. preoccupate che la mamma fa cosa dovete, c'è una manina fatate. Il servizio lavate sia. E dopo che E che ti devo dire? E che ti devo dire? Venite qua, vieni qua. Mettiti qua alla mia sinistra. Luigi. Vieni qua, mettete, non ti preoccupare, mo troviamo un modo. Mettetevi qua, guarda che bello quadretto familiare. Come il presepe, il bue e l'asinello. E io sono il bambinello. Andiamo. Dobbiamo andare e andiamo. Dobbiamo andare. Giulita, Dai, scaro invece. Andiamo. ci vediamo. Pompieri! Ma che cantare? Installo che te! Niente di me! Che chi non se ne accorge non sa settere in coppa, si pensa che è un divano! Ma che mi fa che ma non ci è passato un uomo! Tu te devi smettere, tu sei troppo ninfomane, hai capito? Ah, niente di me, non ci perso lui chi la sta preso a te! L'ha già perso e ti hai pigliato tu! Non da mettere! Ma lei me l'avete No, detto fa una cosa, va a stanza. Studio tutte in luce. Mettete tu scure, capito? Io arrivo. No, al buio devi stare, amore mio, al buio. Mettete un cuscino in faccia. Mettete una lenzuola. Mettete sotto il letto. Io arriverò e faremo l'amore. L'amore. Non Io volevo diventare la tua Jane! E facci cita! Allora faccio King Kong! Niente di meno! Oh, va a stanza lì! Ma non sembri un malato! Tutto cotto. È pronto o no? Ma come? Voi camerate non sentite venire camerate là fuori? Ma che volete fare? Volete morire? E l'avete detto. Io ho pensato, ma mi faccio una camminata così mi faccio una bella surata. Facetemi vedere. Su, non fate così perché nella vita dovete pensare che... No, ma che state facendo? Assettando? No. Facete così. Voi cucite. Oh, mamma mia, ma cucite proprio assai. Io dicevo, su, non fate così perché nella vita... Ma vi da assettare. Calmatevi perché adesso viene pure vostro figlio. Mio figlio. Ma io non tengo figlio. Come l'ha già detto? Come non tenete figlio? No, sì. Sentite, io mi sono sposata a vostro figlio. Quindi voi siete mio suocero e io sono vostra nuora, avete capito? A me, son bruo, ma fa impazzire, mi fa. Madonna, mi facete venire a Luigi. Facete venire a Luigi. Sì! Ho finito che è stato con un ballerino da fosso, ho finito. No, per un tarnuto. Oh mamma mia, facete venire a Luigi. Sì, ma io lo conosco. Ma io usavo sto figlio. Non ne tengo figlio. Fuori di la mia, no. Che succede? Tuo padre non sta bene. Mio padre non sapeva. Ma che sta? Ma che succede? Ma che... Lei, tua suocera, dice che è mia nuora perché si è sposata al figlio. Ma sicuro? Tu sei il suocero di mio suocero. Luigi, te figlia a te lo sei scordato. Papà mio! Ma che papà è papà? Ma che tu conosci? Ma che mai l'ha visto? Ma che mai l'ha visto a mamma? Che lei? Ma come la sai a mamma? Tu sei papà mio! Ma che papà? Ma che mi voglio morire! Poverieri. E voi lo combattete pure. E merita compassione. Compassione che rinnega il proprio sangue. Tu, tieni coro tu. Esci subito fuori da questa casa. Esci fuori. I mamma magari è andato questo manicomio. Venite qua. Voi dovete sapere che questa casa è mia. Quindi se avete a morire, morite qua. Ma perché io sto a morire? Addossa! Ci manca un lento, ci manca. Addossa! Ma che sta? Oh ma che lo schiaffo. Scusate signorina, a chi volete? A chi vuoi? A chi lo bello galantuomo che ieri sera mi ha lasciato in coppa all'albergo e se l'è chiuso. Piace fuori. Grandissimo farabutto, porco! Vieni qua! Ma che venite qua? Insomma, questa non è nemmeno casa vostra. E poi pensate che là ci sta il figlio. Siete il figlio voi! Siete il figlio voi!
Ma come non ne marito, guardate! Sono 2 gocce d'acqua! Ecco, ma siamo 2 guarda, sputazzi! guarda. Farabutto! Grandissimo! Meno male che ci ha messo fuoco! Tale padre, tale figlio! Bella figlio, ma tu fossi asciutto pazzo! Chi sei Don Luigino, un figlio di Don Cicillo, un padrone figlio! Ma tu fossi pazzo! Oh, figlio tu! No! Aggappata, signor! Aggappata, signor! Dici ma che fatti mettere Vieni qua! Vieni qua! Riesci Fa la cortesia, vieni a casa mia. Mi chiedevi, ti faccio il caschetto, io non volevo, adesso però. Tango souvenir rimpianto, nel senso che quando ero là non ci volevo sta, e adesso che sto qua, oh come lo rimpiango. Quello strambo tango. Signori! Ma che sta? Animala! Ma che succede? Il caffè! E mettilo là, mettilo in coppa Oh, di tavolo. Madonna mia! Mamma mia. Oh, caffè, E mu chiamo caffè! È una zozza! Il gianeggiamo su di occhi, chiudi gli occhi, E se le no. chiavi E di proprio amare. questo caffè, guarda, È schifo, mamma mia. Magari... E quando mai avete pigliato un caffè buono? Qua ci sono 2 lettere per voi! Ma che sta scritto Luigi? Che sta scritto Sicilia! Ma te? Ma bella! Allora è vero che si sceglie. Una prima mattina, quello poi. Nata volta, Sì. sta scritto sempre Luigi! Aglio, tu ti la fai aggiustare, capito? Mamma prima. Maronna mia. Vai, sta facendo tuffa a mare, sta facendo. E di Filomena. E di Elvira! Signore, è impossibile rimanere in una casa dove il ridicolo si accompagna alla malafede. Alla malafede. Alla malafede? Ho scritto a mio fratello. Ho scritto a mio zio. E chi su? Di venirci a prendere e... Ci sta una cagata di Ma mosche. che è? E vi preghiamo quindi di mandarci le nostre valigie alla stazione. Ma come alla stazione? Alla stazione! Desideriamo prendere il primo treno in partenza. In partenza. E mo come faccio? Come faccio mo? Partenza. E a causa di tutte queste usai che è, e di chi sta animato, e chi sta animato, che pure a fatti questo ci perdo tempo, hai capito? Ma come? Che lei viene rientrare a casa vostra, offende un signorino mio e io mi aveva sta zitto. Non mi so incazzato, incazzo tu. Stai sempre a me, stai sempre a me, perché per l'iniziativa? Ma stai lettera, a te chi te la rata? È il signorino vostro. E addosso. Io sono chiuso là. Allora, hai da sapere la verità. Quando mi sono accorto che aveva fatto guai, ha detto, mo, ha già rimediato. E sono chiuso all'albergo a dove stavano loro. Allora stanno qua. Mi hanno visto, mi hanno aperto e io sono trasuto. Ha fatto la parte tutta affannata e poi ha detto... E si è la parte a fare. Fannata, hai capito? Questa passano. E ha detto, signori, ma perché avete lasciato i mariti vostri? E donna Filomena ha detto, perché sono dei mariti indegni, il mio mi tradisce con un'altra donna. Se meraviglia pure. A queste parole ha già avuto un'idea fantastica. Tu hai avuto un'idea? Tu. Niente di me. Sì, e ho detto, ma perché soltanto un marito vostro? Perché Don Cicillo è scemo. Non ci scende, scende. E Cirit, appena ve ne siete iuto voi, sono arrivate 2 femminone. Arrivederci. Vieni qua che ci scassa la gianca. Vieni Calma, che scassa se Cicillo già sta combinando di questa maniera. sta combinando- Niente di meno, ma aveva un'idea, mi ha aspettato 20 anni. Idea. Però non è stata male. Un'idea avuta, ma non è stata male. Non è stato male. No, perché ha avuto... Papà, ha avuto un lampo di Eugenio. Ecco. Un lampo di Eugenio, no, questo è un no. lampo di Chi l'ha Eugenio. avuto solo un lampo, Eugenio non sa proprio che è. E E mo, si
stai accombinati qua. Non stai ti preoccupare, accombinati, non ci sai guai, questa è una benedizione. La benedizione. Sai perché? Perché quale moglie resiste al fatto che il marito se la fa con un'altra donna? No, questo è un sistema per scanagliarle. Un sistema per Hai capito? scanagliare. Che appena vengono a sapere sta cosa, subito si precipitano qua e noi facciamo subito pace, capito? Tu ti stai troppo vicino a Matteo. Papà, fidati di me, fidati di me. Mo ti faccio vedere che subito i primi corrono qua. Bene, qua. E perché si trovano qua? Oh brutto, sai qual è, papà? E si vengono qua non trovano femmina. Ah, è vero, è vero. Io però ho chiesto tu hai due femmine, Sì? No, perché che è così? Non solo ce l'ha più a Brescia, quando buono ci fanno pure un bello paliatore, due femmine. Ma allora ci sta un altro mezzo. Stato mezzo, qual è che è stato mezzo? Se ne dai in da sta casa. Ah, sicuro. Luigi Frittella se ne dai in da sta casa. Sicuro, se ne devi andare a sta casa. E se no come facciamo? E lo possiamo eliminare. Nata volta. Oh, ma ti mi rinda una valigia, lo facciamo a Non lo pizza. possiamo eliminare, già lo dobbiamo solo cacciare via. Lo dobbiamo cacciare via. Vabbè, Sì, se lo cacciamo ma tu hai capito che quello si viene qua? Ma chi ci parla? Che la stanno assistendo con Bartolio Ufero? non Fa una cosa, Luigi, tu sei più grosso. Io mi metto sempre a te. Ma che arreda a me, non ti preoccupare. Io la mia donna la so domare. Bravo. Che le ci vuole una frusta. Ma Niente di me. sto parente che stanno avvicinando dalla lettera, ma chi è? Tu lo sai, io non lo conosco proprio. Ma io non lo conosco manco. Vabbè, facciamo finta che lo conosci, io non lo conosco. Non lo conosco Quando manco. tutto manca, facciamo finta, non ti preoccupare. Siamocene, Stai appresso a me, papà. Non ti io preoccupare. batto a te perché tengo pure che Non mi scia, cavolo. Attacca. Chi lo ha combinato qua? Vitti dare da me. Vai, va. Signor, ma voi capite lì? Questo tuo marito era signore. Ma che le sono 30 anni che sta spartuto con marito? Questo marito sono io. Ma voi siete quello Gesù, voi siete quello che è sciolto la cacciottella a Fefe, non ritirate più. E io che dovevo fare? Che dovevo fare? Che la cacciutella aveva bisogno di camminare, capito? Assai. Dicerei, la verità, ossa e carè, è che io e mia moglie non andavamo d'accordo, non c'era armonia e io da bravo musicista me ne sono chiuso in sintonia. A dove siete stati? Sono stato all'estero. Io tenevo un'opera colossale con delle musiche di mia composizione, una cosa, io volevo che il mio nome fosse conosciuto e così la prima tappa la feci a Parigi, una serata indimenticabile. Ah, piacetta assai. Come no? Poco non mi sparaiano. Ma veramente riuscito? Veramente dico. Che le ricette che nella mia opera, niente di meno, nella mia musica c'era un poco di tutto, traviato, trovatore, pagliaccio, boema, hai capito? Lo vede questo poi. Ma quando mai? Tutte bugie. Tu le note lo sai quante ne sono? Sì, 30. Oh, ma che 30? 31. 31, le note sono 7. E beh, Mascagno, Puccini, Verde l'hanno fatti tutto prima di me, hai capito? E allora? E allora che? E mi stava pigliando una malattia, una malattia, facevo verde. Che ne sacci che via da Magnan, facete vero? Ma che capito? Facevo verde, facevi il maestro verde. Io veretto che a Parigi era cattivo tempo. Avete ragione, la chiove sempre. A dove? A Parigi. E chi lo ha detto? E voi mo a dritta. Ma che capito? Io intendevo dire che a Parigi capette che non era cosa, e così cambiai aria, e maniette in Svizzera, là però sono stato bene, là sono stato sempre bene, io sono niente di meno direttore d'orchestra in uno dei primi alberghi. Bravo. Ma scusate, ma che da fa questa musica? Voi si fece un cameriere, guadagnate più assai, sentite a me. Ma senta questo, sì. Vabbè, in tutti i modi mi hanno dato il mese di riposo e io ho approfittato per venire a trascorrerlo a Castellammare perché mi ha già curato fegate che io sto inguaiato. Tutta la collera che vanno fatte pigliare, ci credo. Ma quando mai, ma chi ci pensa più, ma a proposito, avessi fatto un po' che caffè. Ci fatto poco fa. E se ne potesse venire da soli. Certo, mo vado a pigliare, non vi preoccupate. Bravo. Para ieri che sono partito, io mi ricordo tutte cose, come passa il tempo. Io mi ricordo, là ci stava un giardino e ci stava a Fontanella, lo giardino.
Fontanella rosardina, tengo cuore scuro scuro, la 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 la, la 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 la. Se potessi avere 1000 fiasche al mese, che non ci sta nessuno. Se potessi avere 1000 fiasche al mese, che non ci sta nessuno. Bravo Matteo, bravo, complimenti alla salute. Signorina, dovete sapere Eh. che da quando ve ne siete andati voi, qua fa sempre caldo. Tanto. E i degnissimi mariti con le degnissime signore, alla stanno. Aspettate con calma e avrete una sorpresa. Io te la faccio qua sorpresa, te la paga per tu, là. Ma se da me, mamma, mamma, non potete dire. Alla tavola sta apparecchiata per tu, hai capito? Che vuol dire che i signori mariti stanno da soli? Sì. Quelle che c'hai detto Matteo, solo una scusa per ci far venire qua. Io a me che me ne importa. Ora a me la decisione è presa, tra noi allora è tutto finito, basta. Oh mamma, oggi pazienza, che sono in una situazione più critica. Ma ti pare niente, un figlio che ha 35 anni ti cade un gol senza sapere niente. Elvi, ma sto figlio è mio marito. Quindi non te, figlia. Te, suocero. Un marito. Elvi, è come se ti fosse padre. Oh mamma mia bella. Mentre capo, oh marito, che pa? È come se ti fosse figlio. Non ci sto capendo niente, che manchi. E a dire che deve essere lui a cenire a casa. Ma chi? Addo! Scusa, ma il villino è mio. Certo. Ah, io allora sono loro che sono andati. Ecco qua. E allora che chiama a fare? Poi chiama Patterini, sì. Chiama a Fevalini, Sì, sì. e ci portiamo fuori la moto. Vieni con me. Ecco qua il caffè. Ah, grazie, grazie. E chi stiamo ci voleva proprio? Brava, brava, brava. Accomodato, accomodato. Mary, dimmi una cosa, ma ci sono novità? Ma perché voi non sapete niente? Sì, lo sapevo, non tocchio te. Signora Filomena, si è maritata una volta. Come te? Filomena si è Si è maritata. maritata una volta. E Cucchi, parla, di. No, ma già risponde, aspettate, già la mia volta. E di meno Filomena si è maritata. E già, e che sicuramente avrà avuto la separazione e poi si è maritata un'altra volta. E io che ero venuto qua per riparare l'antico torto. Non ci fatto a tempo. E vabbè, mo sai che faccio? Mo resto per avere l'onore di conoscere il nuovo marito e poi me ne va canata volta. E che dobbiamo fare? Capitano tutto a me, ma lasciate in coppa all'albergo e se ne chiudo, ma si la chiappa stasera che già fa nuovo, che già fa. Scusate signore, ma siete della famiglia voi? Sì, io sono un parente, sono arrivato stamattina. Voi pure... Fortunatissima, sì, pure io. Siete pure voi Sì, della sì, casa? Sì. Ma che sta fosse la figlia di Filomena? Ditemi una cosa, visto che siete della casa, Sì. penso che mi potete dare delle spiegazioni. E mi offrite una sigaretta? Oh, ma certamente. Prego, accomodatevi. Ah, grazie, Vi grazie. servo subito. Grazie. Vi servo subito. Mi servo subito. Scusate, mi ero scordato. Io non fumo. Ah, vabbè, non fa niente. Ah, non fa niente. No. Va bene, e allora ditemi una cosa, ma voi volete bene a mamma? Come ne voglio bene a mamma, è solo che
abito lontano. Ah, non state assieme? No, io Ho abito capito. da sola. Ho capito. E papà? Ah, papà non mi chiede a nominare, che se stiamo in queste condizioni è tutta colpa sua, non ubriaco. E quando sei imbriacata va trovando che io vado. Ah, addirittura, Sì, ma io ce lo dico sempre, proprio quando fa la morale a me, ma io ce lo dico a mamma. Che chi non sono marito e moglie legittime, ma te capite? E poi sapete che cos'è? A me mi piace stare da sola, mi piacciono gli uomini interessanti, gli uomini affascinanti. Ecco, ho capito. Ma che la niente, pare che gli piace essere trattata così. E come pure Sant'Antonio dice che si innamora di un porco. No, questa cosa che avete detto mi fa male, mi dispiace. E sapete perché? E perché? Perché io conosco vostra mamma. Voi conoscete a mamma? Sì che la Ma conosco. scusate, ma come vi chiamate? Io conosco a tutti quanti le persone che conoscevano a mamma. Ma che stai che fa dicendo? Ma forse ho capito, siete gli ingegneri dell'acqua Roserino. No, l'avvocato. Ah no, la guardia municipale. Ma fermate, ma voi dove volete arrivare? È possibile che mia moglie... Vostra moglie. Mia moglie, perché dovete sapere che io sono il suo primo marito. Ma mi sentirà, Mi sentirà. Voi. Mi sentirà. Che la mamma hanno due orecchie così grosse. Maronna mia, ma chi sta fosse asciutto pazzo? Ma sentite un poco, calmatevi un po' che sedete, che adesso ve la vado a chiamare. Ma che è tutto colpa di Donna Eligio, ma si gli acchiappi, a già fa i numeri che angoppa, già fa i numeri. Niente di meno, Filomena ha fatto sta figlia. Mamma mia, l'avvocato, il capitano delle guardie municipali, il guardiano dell'acqueserino, il pompiere che ha la pompa in mano, e che diamine. Ma che chi sarà sta figlia? Secondo me sarà nata da un matrimonio extraconiugale, da una relazione clandestina. O forse che Filomena si teneva nato quando stavo con me? Quando stavo con me, Filomena, quando stavo con me, ci mangiavo pane, ci Poi, mi hanno detto che Nanà è arrivato fin qui sopra. Signore, scusate, per caso avete visto una signora? Sapete, io sono il marito. Se vede che la faccia che un ubriacone, la vostra signora. Avevo trovato ma non la trovo. E si capisce, se non si fa trovare vuol dire che tiene pure ragione. Perché al mondo non c'è cosa più brutta del vizio del vino. Ma chi sta dicendo? Forse non sta buono. E poi saccio pure che voi vi appiccicate sempre. E questa nemmeno una cosa bella. Ho capito, ma è sempre che comincia però. Sì, ma voi arrivate persino a mettere in mano in culo. No, è sempre che mette in mano in culo a me. No, sentite, è la persona che me l'ha detto non poteva mentire. Sì. E chi ve l'ha detto? Lo volete sapere? Sì, signor. Lo volete sapere? Sì, signor. E io ve lo dico. Me l'ha detto vostra figlia, personalmente. Ma io non tengo figli. Come la Giarisa? Ma voi chi siete? Lecito sia tacere il nome mio per ora. Vi dico solamente una cosa. Che un uomo ben educato deve rispettare la propria moglie. Io non ci ho sposato! Come? Voi non siete sposati? No, signor! Siete ziteo? Sì, signor! Ho capito. E voi siete il suo amante? Già. E io come se fosse il primo. Ognuno che ci prova si riesce al primo colpo. Ma come vi permettete? Imbecilli che non siete altro. Ma voi volete sapere chi sono io? Io sono il marito della vostra amante. E mo vado un momento là. Ma mo che torna va a girare con questo, va a girare. Ma che imbecille. Ma che ci fatti, ma? Che va che appena pacca tutti quanti. Chissà se Elvira è venuta. Ma come? Ma tu non la vodka, ma che stai a fare qua? Gigi, Vira, la tengo intruzzata. No, però
che non impronti ai 5 reti come se qualcuno avesse fatto un guarizzo. Questo è un castigo di Dio venuto dal cielo. Sì signore, sono le impronte di 5 dita di un solennissimo schiaffo. E di me, da chi levo? E chi l'ha giù? Un marito non ha già trovato il cangoppo. Ca! Ma va a te, non mi piacere. Che ne so pochi io ai miei, mo se ce ne mettono pure i tuoi. Va a te. Ah sì, tu così tratta l'amica. Dopo che mi hai dato una moglie, un figlio e una figlia. Ma io mi morirò sul campo di battaglia e ti farò vedere Licio Frittello chi è. Hai capito? Già capito, va a te. Sì! Faccia tu! Sì! Faccia tu! Tu! Ma come un maritino è venuto a cangoppo. Dove sta? Dove sta? Ma chi c'è state voi? Cerco il marito della padrona di questa dimora, di questa casa. Sono io, venite qua, sono io. Voi? Sì. Puris. Ho capito, voi siete l'ingegnere. Ingegnere? Ma che state dicendo? Qua ingegnere? L'avvocato. Ma qua avvocato? Un capitano della guardia dell'acqua e servizi. Ma chissà che vorrà me. Ho capito. Ma voi siete lo zio di mia moglie? Bravo. Lo faccio credere. Sì, sono lo zio. Sì. Io sono arrivato questa mattina. Bene, sono un mi fa parente. piacere, sono contento. E dunque, ditemi una cosa. Ma a questo punto io cerco quel signore che stava qui prima, mi ta Ricciardo è giunto. Sì, è andato via, se n'è chiuso. Ma per cui, perché non volete sapere? E perché ci ha giurato uno schiaffo e mo ci dovevo dare il resto, hai capito? Un marito è nanà e un zio e moglie. Niente di meno ha avuto l'ardire di offendere vostra moglie. Ma pure, ha offeso la nipote. Voi però dovete compatirlo, quello è un povero imbecille. Però, una volta che siete venuti qua, dovete sapere che io a mia moglie la voglio tanto bene. E una volta che è essa che va fatta venire qua, io vi prego, accomodate ogni cosa, facetemi fa pace con mogliere. Ma che tu signore che stai facendo coppa me l'ha detto in faccia che era l'amante di vostra moglie e voi vi siete facendo fa pace. Ma non ne ho vero, ma chi ve l'ha detto? Come non ne ho vero? E mi ha detto pure che io non ne ho prima. Ma quello forse era riferito a vostra moglie. Scusatemi, non volevo dirlo. No, voi non vi dovete scusare, voi avete detto bene. Mia moglie che io credevo mia moglie e che voi dite che è vostra moglie. No, aspettate un po' che non sto a capire niente più, ma voi che state dicendo? Allora, cerchiamo di non fare confusione spiegate. E veniamo al dunque. Dunque io sono il marito di vostra moglie. Ma voi che state dicendo? Vostra moglie si chiama Nanà e mia moglie si chiama Elvi. E ci capite? È tutto che lo colpì l'animale. Però facete una cosa, aspettatemi luogo che io a chiamare. Mo ci penso io, Ma che sta a dire? Ma mia moglie si chiama Nanà. Ma mo chi è sta Nanà? Nanà. Ma sta Nanà, che bellezza mia. Come fa Nanà senza di me? Questo è questo, frate mamma. Buongiorno. Oh, buongiorno. Buongiorno. Voi siete lo zio, Che stiamo chi sarà? Sì, io sono lo zio. Frate mamma. Sì. Se fosse nata figlia di Filomena. Allora sicuramente mamma ci aveva contato tutto cosa. E certamente, io so tutto che è stato disgraziato col suo primo marito, un musicista. Ma pure così conta. Pure così conta. Sì. E so anche questo. Perché un ubriacone sta nel mano. No, Addo, questo mai. No. È perché sei sposata al figlio di mio marito. Ma che sta dicendo? Ma scusate, vostra sorella? Mia sorella. Vostra sorella prima No, sì, io non tengo sorelle, io sono sola. E io sono Elvira, sono la figlia del primo marito di mia mamma. Come avete detto? Sono Elvira, sono la figlia del primo marito di mia mamma. E io a papà non conosco, so 35 anni. Tu non sai che cosa sto provando, tu non sai il piacere per la notizia che mi stai dando.
tu sei la figlia del primo marito di Filomena. Sì. Senta, ti posso dare tu. Con piacere, certo. E dimmi una cosa, tu sei felice, Fino a ieri sì. E oggi? E oggi no, perché con mamma pure io oggi era stata a marito. Bevevo pure isso. No, è perché mi aveva nascosto che si tenevano un figlio quando ci siamo sposati. Vabbè, però se è nato prima del matrimonio non è una colpa tanto grave. No, è una colpa grave perché se me l'ha nascosto. Allora senti qua, io sono venuto qua e mi voglio mettere a vostra disposizione. Facciamo così, tu lo fai venire qua, ci pensa tuo zio, ci pensi e ci parli. Ma Va voi bene? veramente facete questo per me? Ma figurati. Come sono felice. Allora, sentite però, se vedete che c'è qualche dubbio, lasciate stare. Io sono contento pure in fa pace, non fa niente. Non ti vabbè? preoccupare, ci penso Grazie io, comunque. ci penso io. Arrivederci. Arrivederci. Mia figlia. Io non ci posso pensare, mia figlia. E Filomena dove sta? Cioè, sto cominciando a perdere la capa. E dove sta? Che se sarei un marito il mio genero? Mio cognato. Signore? Scusate, io capisco che siete sorpresi di questa mia presenza in questa casa, ma vi prego, trattatemi alla buona, con simpatia, perché sapete, io sono della famiglia. Adesso capisci. E so anche una cosa, io so che voi state in urto con vostra moglie, però sono qua e mi voglio mettere a vostra disposizione. A mia disposizione? Sì. E in che modo? Fatemi capire. Prima di tutto mi dovete dire come vi chiamate. Luigino. Luigino, dovete essere franco. C'è essere franco, ma c'è cagnone. No, ne devo dire, dovete essere franco, sincero. Sì, sincero. E sincerità per sincerità. Ditemi una cosa, ma voi volete bene a vostra moglie? Assai, la voglio bene assai. Voglio bene tutte le proprietà che tiene, la voglio bene assai a mia moglie. Io vi capisco perché so che significa stare in urto con la propria moglie. È successo pure a me. È successo pure a voi. E allora mi metto anche io a vostra disposizione. Veramente? Certo. Voi mi facete fare pace con mia moglie e faccio fare pace con vostra moglie. Bravo. Facciamo una pace insieme. E se fosse possibile una cosa del genere, voi non sapete che cosa farei. Io vi scriverei un inno. No, non un inno. Io sono un musicista. Un musicista. Quindi vi scriverei. Io sono un poeta. Veramente? Niente di Ma meno. questa è una bella Ma notizia. questo è l'incontro dell'arte. Due artisti. Mamma mia, bravo. E chi l'avrebbe detto? Mamma mia, Sentite. sono proprio contento. Allora proprio contento. mi dovete musicare l'ultima mia capolavoro. Ci so. La miseria è brutta assai, madre lei di mille guai, niente di meno, che sta già fatta prima, poi è asciutto proprio. Niente di meno. Ripetete. La miseria è brutta assai, madre lei di mille guai. Quello, ce l'ho. Allora, la miseria è brutta assai, madre lei di mille guai. Non va bene, questo è il barbiere. Il barbiere di Siviglia, avete capito? Avete ragione. Che si già l'hanno fatto. Quelle sono tante musiche. Facete una cosa, scutuliate la capa. No. Com'è? La miseria è brutta. La miseria è brutta assai, madre lei di mille guai, niente di meno. Le vene così. La miseria è brutta assai, madre lei di mille guai. Ma vuoi andare a Manini, questo già io fatto, questo è Carmen. Niente di meno, sta ingarrando manca per sbaglio. Allora voi siete competenti. No, io non ne conosco, ma che se conosci pure il cane. Ho capito, facciamo una musica originale. E io voglio originale, perché allora la miseria. Assieme a me. Vi faccio Pronti? La miseria è brutta assai, madre lei di mille guai. Facciamo una cosa, facciamo un Natale sta canzone. Non vi è piaciuta? Non mi è piaciuta. piaciuta. No, io
capito che non vi è piaciuto, però diciamola tutta, diciamo la verità. Dite. Che io so i versi che non so buono. Ma ci chiama una cosa ancora, i versi sono buoni. Madonna mia, sì. Filomena, Bartolomeo? Questa è mia moglie. come? Vostra moglie? Questa è mia moglie. Sì, questo è mio marito. Questa è mia moglie. Sposato legalmente dopo l'annullamento del primo matrimonio, ecco. Ecco, in carne e trippa. Il piccione me l'ha già sposato, è troppo divertente. Io ciao, voglio bene assai. Ah, Ma credo vengono poche sorprese, ma che è successo? Certo, non immaginavo che fosse vostra moglie. Ma allora tu mi perdoni, Filomena mia. Dammi lo zampone, mi perdoni. Beh, lo faccia con i mamma sua, che t'ha già combinato. No. E certo che ti perdono, vieni qua, visto le circostanze, ti perdono. Vabbè, però ci sta la gente, no, ci sta la gente, dopo un bacio scusa. piccolino. Ma me lo cari. E a questo Ma punto, no! a questo punto non mi resta che augurarvi tutta la felicità di questo mondo e sparire di nuovo da dove sono venuto. No, aspettate un attimo, scusate. Io vi ho presentato mia moglie, ma voi di chi parlavate? E io di chi parlavo? Io parlavo di questa giovane, sì, che stava in urto con il marito e credevo foste voi. No, e che invece sono io. Perché poi siamo in perfetta pace. E poi papà, dici, che avete combinato? Papà, Sì. come papà? Come? Sì, io sono il padre di mio padre. E io? Io sono il figlio di mio padre, che però è mio padre e padre a me. Avete capito? Basta, per piacere. Ehi, sono figlio, però ma sono anche suo padre. Ecco, facciamo Fermatevi un momento, ma mi scoppia il cervello. Ma chiaritemi sto brutto. Allora, che è successo? Chi sei tu e chi sei tu? Ma come? Che è così semplice? La madre di questo figlio, che ora è anche mio padre, era maritata da un maresciallo marino. Ma il padre sono io, perché il marito di quella moglie non seppe mai di questo figlio che la marescialla ebbe con me. Stando così le cose, io sono il marito della madre della figlia che sta con papà e papà e lei sta con la figlia e la figlia sta con la nonna e la nonna sta con lo zio. Io non sto da E nemmeno io. Però vorrei chiedere a loro, avete capito? Tango nel fango a Santa Fe, tango un po' strambo, forse perché tu mi chiedevi ti faccio il caschè, io non volevo, adesso però tango souvenir rimpianto, sazio di tanghi, di fanghi violet, avanti indietro, ma che tango è? Tu insistevi, ti faccio il caschè, io scivolavo nel fango. Eccomi qua, verde, signore e signori. me lo Allora, sono stati con voi questa sera Angelina Perrone, che ha interpretato Assuntina. Io la notte sogno che tango con te. A seguire Rosa Parillo Valentino, Carmela. Chi è Matteo? Antonio Della Rocca. E la canzonettista Nanà? Anna Teresa Marra. Mentre Bartolomeo è stato interpretato da Luciano Ceccarelli. Ma che tango è? E Luigino Vincenzo Russo. Scivolavo nel fango verde, come l'Olimpia. Mentre Eligio Frittella è stato interpretato da Raffaele Di Salvatore. Con te e tu mi strapazzi nel fango a Santa Fe. La nostra signora romantica Filomena Velia ha finito. La tua passione è stata sempre il violoncello. Mentre Elvira è Anna Marra. Suoni solo il campanello.
e Cicillo, Lino del Genio. Un concertino, toccata e fuga con un bel violino. Chi vi parla è Claudia Esposito. No, aspetta solo. Indegnamente aiuto regia di colui che è il nostro storico, immarcescibile, immancabile regista, il dottor Vanni Isabella. Ovviamente ringraziamo la Proloco di San Nicola La Strada che ci ha permesso di stare qui questa sera. Ringraziamo ancora una volta tutti voi che avete voluto passare questa serata con noi e ringraziamo le autorità presenti qui che ci hanno permesso, nonché Maurizio Di Rienzo che sempre ci accompagna al mixer e tutto lo staff. Ringraziamo tanto la nostra presidente Anna Marra. Buonasera a tutti. Volevo ringraziare il sindaco, l'amministrazione, l'assessore Natale, la professoressa Natale, la consigliera Alessia Tiscione. Volevo ringraziare il service, Stefano e Fabrizio, grazie mille. E volevo ringraziare tutti, ma in particolar modo Vincenzo Russo e della compagnia 30 all'ora, ma ci ha fatto il favore in pochissimi giorni di fare una sostituzione perché l'altro Vincenzo non poteva venire. Grazie a tutti. Devo ringraziare Sandro della Prologo per le scarpe, grazie Sandro. Un 46, mi hanno mandato all'erta queste scarpe. Vabbè, ho finito. Grazie al pubblico, grazie a tutti. Nel salutarvi è nostra abitudine lasciarci sempre con una mitica battuta. Signore e signori, se lo spettacolo vi è piaciuto, ditelo ai vostri amici. Se lo spettacolo invece non vi è piaciuto,